Siamo con Federica Brignone, punta di diamante dell'Italia del gigante, anche lei qui sullo Zoncolan. Innanzitutto come hai trovato la pista, Federica? Ma sono molto contenta di essere qua, ogni volta che sono venuta ho trovato buone condizioni, mi sono allenata molto bene, ho sempre trovato il sole, quindi meglio di così non poteva andare. Tu hai l'unico podio stagionale in gigante a Lienz, Federica, che però avevi dimostrato di essere in gran forma anche nelle gare precedenti, solo un po' di sfortuna, sei sempre in questo stato di forma? Sì, oggi ho trovato buone sensazioni, ovviamente a giri, anche perché come sentite sono un po' raffreddata e allora adesso domani magari farò un giorno di riposo per arrivare in forma a Kranisca. Kranisca invece di Maribor, per te un bene o un male? Oh, benissimo, avevo sempre sognato di fare una gara su Kranisca, ogni volta che la vedevo in televisione dagli uomini era un sogno e finalmente no. Poi se andrà bene o andrà male non lo so, però intanto la pista mi piace. Sogno doppio sarebbe la prima vittoria in carriera, allora Kranisca. Beh, guarda, è difficile davvero, c'è gente che in 10 anni in Coppa del Mondo non ha ancora vinto, siamo tante che vogliono vincere, quindi dovrò mettercela veramente tutta.